Bonjour encore, c'est un plaisir d'être avec vous. Buongiorno a tutti, è di nuovo un piacere essere con voi. La volta scorsa abbiamo visto delle partite, delle vittorie di Napoleone che giocava contro la scrittrice Madame de Musset. Oggi vedremo una disfatta di Napoleone. Infatti Napoleone, genio militare, era un normale giocatore di scacchi, né troppo scarso né troppo forte, anche se ovviamente per gli standard dell'epoca magari era fortissimo, perché nessuno aveva ancora teorizzato lo sviluppo, non c'era ancora il genio americano Paul Morphy che fu il primo a teorizzare questo vantaggio, non c'era ancora un campionato del mondo, non c'erano ancora tornei, quindi a Napoleone possiamo perdonare eventuali errori. Vediamo oggi una disfatta di Napoleone. Nel 1809, dopo aver sconfitto l'esercito austriaco nella battaglia di Wagram, l'esercito si è dovuto dare alla fuga, Napoleone si diresse al castello di Schönbrunn per giocare contro il famoso turco. Il turco era una macchina che poi sembra che fosse manovrata da un giocatore professionista che era imbattibile. E Napoleone viaggiò proprio per affrontare questo avversario. E sembra che abbia perso diverse partite, che si fosse anche molto arrabbiato, ma perché diciamo che un imperatore aveva un ego molto grande, ma purtroppo non abbiamo i testi di tutte le partite, abbiamo avuto i testi di una di queste partite e vediamo che poi Napoleone ha perso l'avversario che non si sa bene se questa macchina era un'opera di ingegno, appunto, se c'erano i giocatori professionisti che la manovravano. Comunque questa macchina ha vinto non solo per essere molto forte, ma anche per alcuni errori di Napoleone che noi ora non commettiamo. Quindi vediamo errori compiuti da un genio militare che ha sbaragliato tutti gli eserciti europei dell'epoca. Napoleone inizia con E4, non porta più in attacco la cavalleria come prima, cavallo F3, cavallo C3. Forse si era letto tra il 1804 e il 1809, forse si era letto i manuali del francese Philidor che diceva che i pedoni erano l'anima degli scacchi, prima i pedoni che sono l'ossatura della posizione, poi i pezzi. Ok, l'avversario gioca E5 e Napoleone gioca, ok, mi fanno male gli occhi a vedere questa mossa. Donna F3. Ok, l'attacco Napoleone, che è un po' prematuro, perché è un po' prematuro l'attacco Napoleone? Ma perché, ok, Napoleone vuole vincere subito, poveretto che gioca contro un mostro, contro un automa, contro un macchinario fortissimo, vuole dare matto in 4 mosse. La fretta di vincere. Ok, cavallo C6, alfiere C4, ora lo si minaccia, ups, matto del barbiere, ai, ai, ai. Però, ok, la vita non è così facile. Ok, su alfiere C5, ok, Napoleone se ne sarebbe andato contento, però non sta giocando contro un principiante, sta giocando appunto contro il turco, contro il macchinario che stava terrorizzando tutti i giocatori di scacchi dell'epoca e quindi il turco gli gioca cavallo F6, sviluppando i pezzi. A questo punto Napoleone sviluppa il cavallo in E2, che è una casella un po' precaria, questo cavallo è molto più debole del suo omonimo nero. Nero gioca alfiere C5. A questo punto Napoleone gioca una mossa perché fai questo Bonaparte? E Napoleone gioca a 3. Non sappiamo bene perché Napoleone giochi a 3, che non sta sviluppando pezzi, perché non ha giocato, non so, a Rocco, cavallo C3, C3 che almeno controlla entrambe le case e magari lotta per il centro, perché non ha giocato qualcosa di utile? A 3 no. No, 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 no. Ok, Napoleone vuole dare questa casella all'alfiere, però anche un imperatore, e Napoleone lo era già all'epoca, penso che sia stato incoronato
nel 1804 imperatore dopo essere stato console e mantenne questa carica appunto fino al secondo esilio, perché anche durante l'esilio all'Elba mantenne il titolo di imperatore. Ma ecco, dopo a 3 anche un imperatore può venire castigato. Il nero gioca di 6, il nero ha sviluppato tutti i pezzi leggeri. Napoleone ha sviluppato la donna che potrà venire attaccata, ha sviluppato male il cavallo, ha perso un tempo, che è Napoleone arrocca. Il mostro, il turco, il gioca alfiere G4. Napoleone muove la donna di nuovo per la seconda volta e il turco inizia ad attaccare con i pezzi. Cavallo H5. A questo punto, cosa bisogna fare? Ok, il bianco è già un po' in ritardo di sviluppo. C'è l'alfiere in C1 che, poveretto, non sta partecipando alla lotta. Ora ci si aspetterebbe che magari si porta nella lotta, che da un grande generale ci aspetta che magari gioca cavallo C3, no? Cavallo collega i cavalli e porta i pezzi in gioco. No, Napoleone gioca, forse un po' ingenuamente, gioca H3. Gli dà troppo fastidio questo alfiere, ma era meglio giocare prima il cavallo e magari giocare H3 dopo, in modo che su alfiere per E2 si può giocare cavallo per E2 e portare l'attacco nell'area di re. Diciamo che purtroppo i principi generali valgono per tutti, non è che gli scacchi sono un gioco democratico, non è che un imperatore può infrangere i principi e non venire castigato. Napoleone gioca H3, a questo punto alfiere per E2. La donna si muove per la terza volta, ok, si è mossa la donna, sono stati mossi i pedoni, e nero muove il cavallo con tempo. Ora la posizione diventa critica, se Napoleone muovesse la donna di nuovo, cavallo di 4, e che non va bene muovere la donna troppe volte in apertura, possono succedere cose scomode. Ora per esempio non ci sono quasi più case per la donna, su donna G3 può seguire un doppio, a re donna, ops, su donna E3 minimo un attacco di scoperta, se non di peggio. L'alfiere sta attaccando la donna e il cavallo sta dando scacco, appunto il cavallo ha aperto la linea all'alfiere. E quindi Napoleone ha giocato subito la donna in una casella passiva e ora, oimè, cavallo di 4. Ok, Napoleone, poveretto, sta soffrendo e si soffro per lui anche perché diciamo che aveva appena vinto una battaglia, aveva appena sconfitto un esercito vero e ora a scacchi diciamo, non sta infrangendo tutti i principi perché diciamo che, ok, se lui ha un esercito, se lui ha centinaia di migliaia di uomini, ma metà dell'esercito rimane a dormire e va a combattere con metà delle sue forze, è ovvio che poi è in svantaggio numerico. Questi pezzi cosa stanno facendo? Questi pezzi stanno dormendo, non fanno parte della battaglia. E ora, ora c'è la minaccia cavallo per C2, Napoleone gioca alfiere B3, si deve giocare anche donna di 1, ma sarebbe stato equivalente a muovere la donna per un'altra volta. Ok, Napoleone gioca alfiere B3, ecco qua. Sarebbe stato possibile cambiare l'alfiere, ma questo cavallo è fortissimo. E il nero ha già vari modi di vincere. Per esempio, un modo molto carino era cavallo F3, attacco doppio. Ah, ok, perdere la donna è uno svantaggio troppo grande. Cavallo aperto, re per e poi il bianco avrebbe perso. E in caso di cavallo per H3 non è stata giocata. In caso di G per F3, come dare matto, donna G5. E matto. Che dolore, che dolore, che dolore. Re H2, donna G2, neanche un imperatore può sfuggire da questo matto. E sì, un sacrificio molto bello. Si chiama sacrificio per l'apertura di una linea. E davvero ora è tutto finito. Anche donna G5 sarebbe stata molto forte. Cioè, ormai c'è una forza d'attacco superiore rispetto alle possibilità difensive del bianco. In ogni caso, il turco ha giocato cavallo per H3 perché?
che su G per H3 tatticismo è simile, cioè cavallo F3 e si guadagna di nuovo la donna con un vantaggio di materiale immenso. Napoleone ha giocato re H2, ora il turco ha continuato a giocare donna H4, voleva vincere in bellezza. Su, ok, cavallo F4 forse sarebbe bastato. Diciamo che, ok, mi ero dimenticato anche di introdurre che all'epoca nel 1800 c'era, quando si era, ok, prima c'era la corrente dell'illuminismo, della razionalità, ma poi si stava già sviluppando il romanticismo, che è una corrente culturale, artistica, probabilmente lo saprete meglio di me, perché non sono un esperto, ma posso solo dire che questa corrente culturale, letteraria, musicale, ehm, si è avuto anche un ambito scacchistico. Durante il romanticismo, i giocatori, e uno dei più grandi diciamo, giocatori che ha impersonificato il romanticismo è Adolf Andersen, che ha creato alcune partite memorabili come l'Immortale e la Sempreverde. Ok, i nomi di queste due partite la dicono lunga. Diciamo che qua si attaccava a qualunque costo, si sacrificava, si facevano gambetti e rifiutare un gambetto era considerato quasi un atto da codardi. Insomma, non era importante vincere, bisognava vincere brillantemente. Questo era un po' lo spirito romantico a scacchi. Poi è arrivato Morphy, che io non lo considero un giocatore romantico. Morphy ha parlato dell'importanza dello sviluppo, sviluppare tutti i pezzi, poi è arrivato Steinitz con la scuola posizionale e hanno sorpassato questa corrente, ma il turco, che avrebbe potuto vincere in modo più facile, gioca donna H4 sacrificando anche il cavallo momentaneamente, anche se questo sacrificio porta alla perdita della donna. Comunque dopo G3, a questo punto segue cavallo F3, re G2, a questo punto il turco cattura in E1, torre per E1, donna G4. A questo punto la posizione di Napoleone è, diciamo, è sull'orlo del baratro, sta minacciando cavallo per F2, donna H3, povero Bonaparte. Il piccolo caporale, come lo chiamavano i suoi uomini, il petit caporale, non lo so, non so il francese. Comunque sta soffrendo che in generale che i cui soldati stanno dormendo, sembrano quasi ammutinati questi soldati. Ok, D3. A questo punto alfiere per F2, distruggendo tutte le difese intorno al re bianco. Il nero sta sfruttando il vantaggio di materiale. Sì, questa partita è la Waterloo di Napoleone. E torre H1, Napoleone contrattacca il cavallo, ma donna per G3 è troppo forte. Re H1, ora F2 potrebbe essere una casa di matto, quindi il nero la sgombera e povero Napoleone doveva essere arrabbiatissimo qui, che non gli piaceva perdere. A chi piace? E penso che i racconti storici, appunto, le testimonianze dell'epoca lo dicono anche qua. Ok, se Napoleone cattura in H3, segue da un F2. Ha provato a scappare con il re, ma ormai l'attacco è imparabile. Donna E2 continua ad inseguire il re e attacca anche la torre. Re di 1, donna per H2. Ora il generale è rimasto senza armata. E cavallo G1 crea temi di matto. Donna E2 è una minaccia. Napoleone gioca a cavallo C3. Il cavallo si sveglia dal letargo, ma ormai è troppo tardi. A questo punto eliminazione. Si voleva dare matto in E2. Il cavallo difende tale casella. Eliminazione. Alfiere per C3, P per C3, donna E2. E il turco vince la battaglia contro Napoleone. Forse, diciamo, questa è stata una disfatta scacchistica per il generale, eh, che poi si è ripetuta anche militarmente verso la fine della sua carriera. Non si può sempre vincere. In ogni caso, sì, Napoleone in seguito venne, diciamo, dopo alcuni anni perse varie volte nella battaglia delle nazioni, poi venne esiliato all'Elba, poi
tornò nella nostra isola d'Elba, poi tornò di nuovo in Francia per 100 giorni e dopo venne isolato nella remota isola di Sant'Elena. E nell'isola di Sant'Elena diciamo, una delle poche attività che faceva Napoleone era giocare a scacchi. E diciamo che per i pochi anni che visse in quest'isola, nei suoi ultimi anni, sì, il nobile gioco lo consolava e fece varie partite anche con i suoi ufficiali che lo avevano accompagnato lì. E una delle partite che ha fatto, che tra l'altro ho visto quando ero piccolo per la prima volta, è una delle partite che mi ha rimasto, che mi ha colpito maggiormente e non vedo l'ora di mostrarvela nell'ultima puntata su Napoleone, una partita davvero magnifica dove vedremo il genio militare del militare, il generale ormai sconfitto che alla scacchiera ci lascia uno dei suoi ultimi ricordi. Alla prossima e grazie. Au revoir. A bientôt. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!